Il bambino era sul seggiolone, sì, ma non tanto per il fatto che fosse sul seggiolone, quanto la guida folle del padre, che poteva mettere a rischio sia la sicurezza appunto di se stesso, del figlio, ma anche degli operatori che cercavano di intimargli d'altro. È questo l'aspetto più sconcertante dell'ennesimo inseguimento delle forze dell'ordine, come sfondo la strada regionale Feltrina. Tutto parte da un normale dispositivo di controllo della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa con la pattuglia che si trova in zona Castelcucco. La macchina, a seguito di un controllo di un ALT intimato appunto a questo conducente, si è scartata, quasi investendo l'operatore che cercava di fermarla, e da qui è scaturito un inseguimento che è durato in continuità fino a Feltre. Una fuga folle sconsiderata verso il Bellunese, durata decine di chilometri, minuti interminabili, sempre sul filo del rasoio. Sono quasi 30 chilometri in realtà, dove il conducente ha mantenuto un atteggiamento di guida molto pericoloso, nonostante la pioggia battente, e ha cercato di, oltre a tenere una velocità molto elevata, ha cercato di impedire alla pattuglia di sorpassarlo e di fermarlo, quindi anche con manovre che andavano a occupare tutta la strada o anche la corsia opposta. Insomma, il rischio è elevatissimo. Gli stessi agenti della polizia locale chiedono il supporto che diventa provvidenziale del nucleo radiomobile dei carabinieri di Feltre. Era in zona e ci ha appunto fornito assistenza, rallentando nella stessa direzione le macchine, ci ha concesso, insomma, assieme appunto a loro, di fermare fisicamente il traffico sulla Feltrina e identificare quindi il conducente. Si tratta di un quarantenne cileno pregiudicato, con lui ci sono la compagna e il bimbo di pochi mesi. Come si è giustificato? Andavo piano, ho preso paura, ma non mi sono fermato. Aveva la patente, aveva tutto in regola? Sì, aveva tutto in regola, più che altro quello che non era in regola era la sua condotta. Scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, ma è chiaro che in tanti hanno rischiato la vita, agenti compresi. Questo è il grosso problema effettivamente, e bisogna, ripeto, dare atto che effettivamente loro ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita, e magari per avere un ritorno dal punto di vista economico che non è sicuramente adeguato a quanto loro stanno facendo. Nella nostra pedemontana loro sono la stessa stregua dei carabinieri o di qualsiasi altra forza dell'ordine, per cui grande merito a loro.